Magnifica, una persona speciale, una persona che mi ha dato tanto nella mia vita, aziendale naturalmente, ma anche familiare. Una persona che mi ha fatto vivere alcune sensazioni che in un posto come il mio, normalmente di provincia, non si potrebbe vivere. Laura Schiavinato è stata accanto a Nicola Tognana per 47 anni, prima assistente del padre, poi sua collaboratrice, accompagnandolo nel suo lavoro di imprenditore, ma anche nell'impegno in Confindustria Nazionale, in Un'Industria Treviso e nella Camera di Commercio. Un ricordo commosso, il suo, come quello di alcune dipendenti di Tognana Industria Fornaci. Noi conosciamo il dottor Tognana da tanti anni, lo conosciamo da tanti anni e conserveremo sempre un bel ricordo, una persona con cui si poteva tranquillamente discutere di qualsiasi cosa e porteremo sempre tanta stima nei suoi confronti. Un imprenditore d'altri tempi. Sì, sicuramente ha lasciato il segno. Parole pronunciate dentro e fuori la chiesa dai dipendenti del gruppo Tegolaia e Fornaci che lasciano il segno, soprattutto tra i tanti imprenditori presenti, tra chi ricopre o ha ricoperto incarichi importanti come l'ex presidente degli industriali trevigiani Piovesana e il presidente della Camera di Commercio Pozza. È stata commovente la testimonianza dei suoi collaboratori e le parole che loro hanno usato sono delle parole che ogni imprenditore vorrebbe sentire. Io penso che Nicola Tognana abbia vissuto pienamente la sua vita, aveva dei grandi talenti e non si è mai risparmiato e questi talenti effettivamente li ha messi a frutto. Azienda, famiglia, famiglia, azienda. Ne abbiamo avuto una riconferma proprio nel ricordo dei suoi dipendenti e tra l'altro un ricordo molto sentito. Questo è quel modello che è cresciuto, quel modello che ha fatto crescere e conoscere il Nord-Est in giro per il mondo. Che cosa lascia Nicola Tognana? Beh, lascia una eredità importante, un'azienda che ha 200 anni di storia, che ha saputo traguardare tanti anni, ma sempre superare tutte le crisi che ci sono state. Il valore umano e imprenditoriale è l'eredità più importante che Nicola Tognana lascia a chi lo ha conosciuto. Mancherà. A me, io sto già male perché per me era anche un amico, non solo un datore di lavoro, non è mai stato un datore di lavoro.